Mazzarese e Don Carlo Misilmeri di fronte per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza al Giovanni Aloisio di Misilmeri. Si torna in campo 2 settimane dopo la gara di andata vinta dalla formazione oggi in casa guidata da Salvatore Utro grazie alla zampata vincente di Federico Matera. Si gioca in una giornata che con la metà del mese di novembre ha ben poco a che fare. In ogni caso mettetevi comodi per questi 90 minuti che assegneranno uno dei 4 posti per le semifinali, e parte forte la Mazzarese con la palla sotto per Claudio Di Giuseppe, il quale si gira in un fazzoletto, calcia con il destro, batte Marino che torna in campo e soprattutto porta in vantaggio la Mazzarese, situazione di assoluta parità. Dopo 2 minuti e 20 secondi impatta la formazione di mister Chianetta, che poi subisce l'iniziativa inevitabile da parte della Don Carlo Misilmeri. Qui l'uscita di Furnari sui piedi di Mario Secan. Insiste la squadra in maglia blu, ancora con Secan che parte sul filo del fuorigioco. Questa volta Furnari bravissimo a bloccare in 2 tempi la giocata col destro dell'attaccante africano. Ancora Don Carlo Misilmeri che attacca, questa volta a destra con Concialdi, il cross sul secondo palo, Caracappa tocca male, non riesce a ribadire in rete. Poi venendo avanti col cronometro c'è il calcio di punizione di Concialdi, la testa di Cerniglia e la palla che esce di pochissimo. C'è anche deviazione, il direttore di gara concede calcio d'angolo, ma ancora la squadra di casa che attacca sul settore di sinistra, questa volta con Lucera, il quale guarda la porta, converge, va alla conclusione con il destro, la palla sorvola di poco la traversa, resiste lo 0-1, poi una veloce su calcio d'angolo per la Don Carlo, questa volta un Caracappa che arma il destro, c'è la deviazione, poi Furnari che mette ancora in calcio d'angolo, insiste la Don Carlo, secondo minuto di recupero, corner da destra, batte Concialdi, l'uscita non granché di Furnari, la palla su Pellegrino che calcia con il destro, lui che è mancino puro, non sbaglia nella porta vuota. 1-1, si riequilibra il punteggio della gara secca, ma torna avanti nell'aggregate la Don Carlo Misilmeri poco prima del fischio di fine primo tempo. Veniamo allora alle immagini con il secondo tempo dal Giovanni Aloisio, con la Don Carlo che però insiste, non si ferma, attacca dopo 1 minuto il cross per la testa di Secan e poi cerca la girata Lucera, la palla fuori di pochissimo, poi prova a reagire la Mazzarese, una delle prime azioni dall'inizio della partita con Di Giuseppe per Galfano, l'uscita coraggiosa da parte di Simone Marino, ma occhio qui al calcio di punizione, minuto 63, Piero Concialdi, la palla sul sinistro, la traiettoria è perfetta, ma è bravissimo Furnari a mettere in calcio d'angolo con un volo plastico alla sua sinistra. Pochi minuti dopo calcio d'angolo ancora per la Don Carlo Misilmeri con la palla sul destro di Lucera, il cross sul primo palo spizzato verso Secan che anticipa anche Giuliano, mette la palla fuori. Assalta all'arma bianca della Mazzarese che crea spazi per i contropiede da parte della Don Carlo Misilmeri. Nel frattempo è entrato Iraci, il quale conduce, palla al piede, poi calcia con il suo destro, la palla non scende a sufficienza per battere Furnari. Qui però sugli sviluppi di un calcio di punizione per la Mazzarese, il recupero palla da parte della Don Carlo con il tocco di Lucera per Caracappa che può scappare da solo verso la porta avversaria, guarda Furnari e sfida 1 contro 1, la vince però Samuele Caracappa, primo gol tra i professionisti per il centrocampista arrivato dalla Primavera del Palermo, ma è soprattutto il gol che porta la Don Carlo Misilmeri sul 2-1 e a 17 più recupero dalla fine è quasi una certezza, un certificato di passaggio del turno per la squadra guidata da Utro che applaude i suoi giocatori, ma non è finita qui perché la Don Carlo cercherà addirittura di porre il definitivo sigillo sulla partita. Qui un cross dell'inesauribile Fricano smanaccia in qualche modo Furnari, poi la palla per Lucera, il quale finta, si porta la palla sul sinistro, prova il tiro, la palla si alza sopra la traversa, poi ancora la giocata col tacco di Raimondo Lucera che poi prova a dribblare un paio di avversari, costretto però a ricominciare, la palla dalle parti di Pellegrino, poi il cross di prima all'indirizzo di Secan che brucia tutti sul filo del fuorigioco, calcia col sinistro, la palla sibila alla sinistra di Furnari leggermente sul fondo, ancora spazi per le ripartenze di Lucera che qui viene fermato da un difensore avversario, l'errore però nell'alleggerimento in anticipo sul russo, la palla finisce sui piedi di un altro giovane ovvero Sino, il quale col destro impegna Furnari in quella che è l'ultima parata della partita. Non succede praticamente più nulla fino allo scoccare del 5° minuto di recupero, quando il direttore di gara, il signor Milone di Barcellona Pozzo di Gotto, pone fine alla partita. La Don Carlo Misilmeri dopo l'andata vince anche il ritorno, batte la Mazzarese in rimonta per 2-1 e si assicura un ticket per le semifinali della Coppa Italia di Eccellenza. Da Sportisili è tutto, alla prossima.